Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle notizie del Napoli. Forza Napoli sempre. Umberto Chiariello, in un'intervista a Radio CRC, ha parlato di un cambio tattico nel Napoli di Antonio Conte. Non mi piace il modo in cui la pensano molti tifosi, o anche addetti ai lavori o cosiddetti addetti ai lavori. Uno di loro mi ha scritto dicendo che Conte ha provato MC Tominay come esterno. Che degrado. E questa idea che il Napoli si sia indebolito sta crescendo. Potrebbe anche esserci un problema, numericamente, perché il Napoli ha vinto con meno gol segnati. Non possiamo dimenticare le difficoltà nel segnare gol per sbloccare il risultato. Di quei 59 gol, 11 sono stati segnati da Kvara e Raspa, che non ci sono più. Ma eravamo partiti da 47, anche escludendo Billing, ma il Napoli puntava ad almeno 70 gol, il minimo. 59-27. Dando al Verona 3 gol in prima squadra, quello non conta, quindi diciamo 59-24, la quota quest'anno dovrebbe essere 70-30, un differenziale di 40. Ovviamente, questo non significa nulla, perché se vinci 6-1 e poi pareggi più volte, o se vinci 1-0, segnare molti gol non fa la differenza nel guadagnare molti più punti, e questo ragionamento non è automatico, ma un differenziale di 40 gol sarebbe un miglioramento e porterebbe a un altro scudetto. Il Napoli ha quei 70 gol in bacheca? Ha un centravanti che ha segnato 14 gol in questa stagione, tanti quanti Lukaku, poi Simeone, che ne ha segnato 1. Lucca ha i gol e può dividere le partite, e Lukaku può fare ancora meglio, avendo completato il ritiro. Il secondo elemento è Lang, che ha segnato 14 gol l'anno scorso, anche in Champions League, anche se quest'estate non ha brillato ed è già considerato un problema senza tempo di adattamento e preparazione. Anche lui cerca di dare e ricevere, ma i suoi compagni non l'hanno ancora capito, ma i gol li ha. Poi c'è De Bruyne, un giocatore da 10 gol facili, con quella tecnica e quella visione di gioco che pochi al mondo possiedono e che si erano già viste in ritiro. Ma molto dipenderà dalla prestazione di MC Tominay in fase realizzativa. Il Napoli ha preso giocatori con obiettivi, ma non si è capito che Conte ha le idee chiare e non rinuncerà ad Anguissa in nessuna circostanza. È un pilastro fondamentale e ha deciso di sperimentare con un modulo alternativo con i Fab Four, i Beatles. Ringo Starr Anguissa, le due stelle Lennon e McCartney sono MC Tominay e De Bruyne, e il chitarrista solista Lobotka. Conte vuole i Fab Four, e se deciderà in questo modo, passerà a un sistema che nessuno capisce. Parlare di 4-4-2 è un eufemismo. È un 4-1-4-1, con Lobotka davanti alla difesa e il 4 composto da Politano, Anguissa, De Bruyne e MC Tominay dietro la punta. Se viene scelto in questo modo, non si tratta di schierare MC Tominay a sinistra, ma con tutti e 4 insieme, ed è per questo che è nata l'idea di Elmas. Gilmour è l'alternativa non solo a Lobotka, ma anche ad Anguissa. Ha dimostrato di poter giocare con Lobotka come centrocampista, mentre il macedone può giocare al posto di MC Tominay a sinistra. Ha anche sostituito Kvara, ed è un cannoniere. Ma anche in un 4-3-3, con entrambe le fasi, è meno frenetico, ma è versatile e tornerebbe volentieri. È amato dai vincitori dello scudetto, quindi la strategia cambia. Il titolo di QS di oggi si concentra sul caso Ademola Lookman, che da tempo non è collegato all'Atalanta. L'attaccante si sta allenando da solo a Londra, in attesa di sviluppi positivi. Dopo la sua risoluzione con l'Atalanta, l'unico interesse di Lookman è l'Inter, che non ha ancora dato il via libera all'ex giocatore dell'Leicester City. Anche il Napoli è entrato in gioco, sperando di capitalizzare l'impasse nelle trattative tra Atalanta e Inter. L'Atalanta sta facendo notizia, già guardando a un futuro che quasi certamente sarà senza Lookman. L'Atalanta sta tenendo d'occhio Mateta e Muniz, due dei nomi accostati ai nerazzurri. Tuttavia, la linea d'attacco potrebbe essere rafforzata con l'arrivo di Krstovic dal Lecce, una prospettiva su cui l'Atalanta non ha mai rinunciato e continua a puntare. Monitor. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Scopri la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!